Benvenuti ad un nuovo episodio di Salotto Siciliano. Siamo qui in compagnia con un ospite speciale che ora presenteremo. E stavolta non è un solito episodio di Salotto Siciliano, appunto bisogna specificare che l'ospite sarà fisso. E quindi lascio ad Angelo. In questa rubrica introduciamo appunto il personaggio che è il dottor Vincenzo Belfiore. Voglio un applauso. Ok. Che appunto curerà quella che è una nuova rubrica a Salotto Siciliano. Appunto usciranno più di una puntata nelle quali andremo a trattare quelle che sono le storie del Val di Noto. Oh. Taglietto. Ok. Quindi oggi andremo ad introdurre una storia che ci ha proposto lui, che ci ha affascinato, ovvero la storia della strada regale, però cominciamo con un preambolo che riguarda Noto Antica. Ma grazie ragazzi, io ho accolto con piacere questo invito al Salotto Siciliano e raccontare storie di Noto per me o della Sicilia è già divertentissimo. Poi con chi ama e vuole trasmettere questa storia, cioè, è fantastico. E parlare di Noto Antica per me, io potrei, non una puntata, potremmo stare qua una settimana sì, a assolutamente. storie e mi diverte. Con qualcuno già l'abbiamo fatto e spero di potervi far entusiasmare di altre storie riguardo le infinite storie che sono avvenute a Noto Antica e che sono uno specchio della storia di Sicilia. Quindi Sì, assolutamente. attraverso la storia di Noto raccontiamo pagine della storia siciliana. Perché bisogna dire che per tutte le persone che ci guardano fuori Noto, bisogna dire che Noto Antica è una città in questo momento fantasma, la possiamo definire fantasma? Assolutamente sì. Ma a proposito di questo fatto della Val di Noto, io non so, cioè io sono veramente ignorante purtroppo per quanto riguarda la storia e la potenza, ma è vero che la Val di Noto era uno dei comuni più importanti di tutta la Sicilia insieme a Catania e Palermo? Guarda, si mischia un po' di verità e leggenda con questa definizione. Noi avevamo fondato il nostro club chiamandolo Val di Noto nel 1990, quindi sono 30 anni fa ci venne questa curiosità. Allora era poco conosciuto come definizione, tranne pochi cultori di storia siciliana lo conoscevano. In realtà non riguarda una divisione che conferiva a Noto un rango di no, all'inizio era semplicemente una divisione geografico-amministrativa e riguardava la divisione in tre mega distretti della Sicilia, uno nord-est, uno sud-est e uno praticamente ovest, che erano il Val di Noto, il Val Demone a nord-est, il Val di Mazzara ad ovest. E quindi questa prima divisione pare sia stata pensata in epoca bizantina, quando la Sicilia, o meglio il tema, cioè che era la divisione dell'impero bizantino, il tema di Sicilia viene diviso in questi distretti fiscali. Tema che viene ripreso dagli arabi con probabilmente i nomi vengono attribuiti in epoca araba, perché ovviamente Mazzara ancora c'è, i nomi arabi non c'erano in epoca bizantina. E come puoi notare li ho chiamati al maschile perché in realtà non è la valle geografica da definire, cioè, quindi il toponimo deriva dal termine geografico, ma deriva dalla funzione del wali, cioè il governatore, a cui corrisponde un wilia in arabo, che è l'unità amministrativa base, quella che potremmo oggi classificare la provincia, che è un tema comunissimo. Oggi la Tunisia è divisa in 26 wilia, cioè che sarebbe la prefettura, il governatorato, dove a capo c'è un rappresentante del governo, un'area quindi geografico-amministrativa, quindi questo geografico-politica. All'inizio la Sicilia è stata individuata con questa, poi in epoca normanno-sveva addirittura questa divisione viene semplificata in due soli, est e ovest, che è un po' quello che c'è oggi, una Sicilia orientale e una occidentale. Arancino-arancina, per fare Cosa. l'esempio All'arancia, l'area dell'arancia e l'area dell'arancino. Quindi la Val di Noto era abbastanza
Ci hanno sempre mentito, Nicola, ci hanno Allora, sempre noi mentito. confondiamo spesso col territorio di Noto. Il territorio di Noto, che è vastissimo oggi, è il più grande comune della Sicilia, il più grande della Sicilia, è il quarto in Italia. Quarto in Italia. È il quarto in Italia, è vastissimo oggi, lo era ancora di più fino agli inizi del Settecento, quindi Noto Antica aveva un territorio, diciamo che oggi è 550 km quadrati, Noto Antica aveva un territorio di circa 900 km quadrati, quindi era ancora più vasto. Poi è chiaro che sono nati molti comuni all'interno del territorio di Noto, in primis è nato Canicattini alla fine del 600, poi c'è nato Rosolini, poi Pachino e poi Portopalo, e poi addirittura negli anni 50 altre 3 contrade, San Giacomo, Frigendino e Montesano, sono state distaccate da Noto e date a Modica e Ragusa. Quindi quell'area enorme spesso si confonde, il territorio di Noto arrivava fino a Palermo, no, in realtà era il Val di Noto, che era una divisione geografica, era vastissima, andava comprendeva praticamente questo terzo della Sicilia, compresa Enna, per avere un'idea. Mentre il territorio di Noto è più piccoletto, ma sempre vastissimo. Sì. Andiamo a parlare un pochino di Noto Antica nello specifico Per i neofiti. Neofiti. Esattamente. La fortuna, ecco perché abbiamo detto prima che Noto Antica può essere un po' un modo per raccontare la storia della Sicilia, perché essendo abitata dalla tarda età, allora in Sicilia pare che gli uomini arrivino intorno a 14.000 anni fa, non è una presenza antichissima considerato il resto d'Europa, in cui i Neanderthal, i Cro-Magnon già arrivano ben prima, da noi arrivano un po' in ritardo. Quindi le popolazioni originali della Sicilia, quindi sparse, vivono in qualche grotta in tutta l'isola. Noto Antica comincia ad essere abitata, almeno le pietracce più antiche sono intorno all'epoca, quella che viene chiamata la cultura del Castelluccio, intorno al 2002-1450 a.C. Quindi da quel momento questa piccola porzione di altipiano tra 2 canyon molto profondi è abitata ininterrottamente per quasi 36 secoli, fino al 1693. Quindi lì troviamo una successione ininterrotta di tutte le culture che sono venute in Sicilia. Appunto, perché fino al 1693 potrebbe chiedersi uno. Perché hai ragione. Nel 1693 avviene un episodio che cambia la storia della Sicilia orientale, il devastante terremoto del 9 e 11 gennaio 1693. La più potente scossa mai registrata nella storia sismica italiana, colpisce il Val di Noto, in particolare l'area più devastata è l'area, diciamo, nei dintorni di Catania, ma un'area epicentrale vastissima, cioè riesce l'area di massimo scuotimento a prolungarsi sugli Iblei, provocando la distruzione di oltre 40 città, tra grandi e piccole, e questo provocherà uno sconvolgimento, la cui ricostruzione è famosa. Questa, diciamo, è la fase 2, che è più conosciuta, col tardo barocco del Val di Noto, quindi una rinascita economica, sociale e culturale. Ma su per giù si può fare una stima di quanto possa essere stato forte questo terremoto? Certamente. Sì. Per anni è stata, ovviamente non esistevano i sismografi nel 1693, quindi si è calcolata questa energia dai danni che hanno subito, quindi ricostruendo le aree macrosismiche, e i danni che hanno riportato le singole città, il numero di morti, le percentuali di morti sul numero di abitanti, per capire quale struttura anche geologica si sia messa in moto durante quell'evento, e quindi questo tipo di informazioni ha consentito ai geologi specializzati proprio in questo settore di eventi non registrati dal sismografo, di stimarlo con una magnitudo intorno a 7.5, che lo colloca al numero 1 dei terremoti mai avvenuti nella nostra attuale Repubblica.
Altro terremoto fortissimo era quello di Messina e per anni sono stati testa a testa. Prima, fino a poco tempo fa, si pensava che fosse Messina il più forte. Comunque, oggi lei ha portato... Vabbè, ci diamo del tu, no? Chiaramente. Cioè, diamoci dal tu. Diamoci tutti del tu. Hai portato degli oggetti particolari che possiamo vedere qui. Ecco, cosa sono questi La oggetti? presentazione di questi oggetti. Io sono ignorante. Sì, questo è un morione e questa qua è una gorgiera. Chi se li metterà per l'episodio? Robby, dai, Robby. Sì, Offriti. ci vuole ecco una gorgiera che è la mise elegante di un gentiluomo d'arme della fine del Come sta? 500 e che in questo caso rappresenta un uomo di cui sappiamo nome e cognome, ecco, un personaggio realmente esistito che è stato protagonista di uno dei tantissimi episodi che hanno colpito la storia del Val di Noto e della Sicilia. Questo è un episodio particolare che abbiamo voluto raccontare nella festa dell'Alveria. Noi da circa 30 anni l'ISVNA, che è un'istituzione che si occupava di riportare vita per un giorno sull'Alveria, e questi giovanotti venivano da piccolini. Sì, quindi sì. Volevamo venire anche quest'anno, però recupereremo l'anno prossimo. Ha contribuito a diffondere un po' di passione per Nota Antica questa festa, riportare nella città distrutta dal terremoto almeno per un giorno i suoi abitanti. Bellissima e nel iniziativa. frattempo raccontare storie, raccontare episodi, raccontare eventi. Questa è stata l'evoluzione di questa festa. Quest'anno il tema si è concentrato su un episodio davvero particolare. Siamo nella fine del Cinquecento e succede uno sbarco turco. Uno sbarco turco. Esattamente. Questo sbarco è comandato da uno degli uomini più temibili di tutte le flotte turche di tutti i tempi, cioè uno dei comandanti in assoluto più pericolosi, che turco non era, ma era calabrese. Era stato rapito da bambino. Benissimo. Vabbè, Ebbene sì. è un meme dei Perché, dei turchi che vengono comandati da un calabrese. Fa già ridere così il Bellissimo. preambolo. E questo già era per la precisione di Isola Caporizzuto e fu rapito da un giovanetto di uno sbarco turco che lo rapì. Lui fu furbo perché fu comprato da uno che a sua volta era uno schiavo che si era liberato, e questo gli consentiva una mobilità sociale che nella società cetuale siciliana ed europea non era possibile. Cioè un artigiano moriva artigiano e il suo figlio non poteva fare che l'artigiano, un nobile moriva nobile e non poteva che fare il nobile. Ok, sì. Mentre nell'Islam la mobilità sociale era possibile e lui riesce a fare un'operazione incredibile. Da schiavo si converte all'Islam per potersi vendicare di un'offesa ricevuta da un napoletano e quindi lo uccide. Allora, fermi tutti. Allora, In che perché un senso? calabrese e un napoletano si ammazzano fra di loro e poi di mezzo ci va la Sicilia? Ora, Ecco questo. e i turchi, No, cioè, c'è no, qualcosa no. che non va, Si mi sto tratta di confondendo. galeotti. Di Galeotti. Sono ai remi, prigionieri ai remi di una galea, e quindi per una controversia lui chiede di poterlo uccidere, ma se lui lo fa da cristiano Chiede e gentilmente. ammazza uno, e allora può essere condannato Ok. ma se lui Si converte all'Islam. può Ok. ucciderlo. Ah, ok. Capito? Ma quello era cristiano. Perché lo ha offeso, sì. Ah, Perché lo ha ok. offeso Ah. e quindi gli scatta una specie di immunità. Quindi basta chiedere. E lui lo ottiene questo, e da lì la sua crescita sarà Esponenziale. esponenziale. Ah, Bellissimo. ok. Da uno passa a 1000, 10.000, ne bravissimo, ammazzano. Ok. da comandante, cioè da schiavo ai remi di una galea, a comandante di galea, a comandante di flotta mercantile, a comandante di flotta militare, Bello. a comandante di tutte le flotte turche. Da Cioè, calabrese quindi, a comandante di tutte le flotte. guarda Bellissimo. che non è uno solo. Studi recenti hanno dimostrato che su 43 Gran Visir, primo ministro, corrispondente al primo ministro, Sì. capo del governo dell'impero ottomano, 37 erano ex cristiani.
convertiti all'Islam. Ma convertiti quindi per Convertiti necessità? perché avevano la possibilità di fare una crescita che nel loro mondo in quel momento era impossibile. Ah, potevano ammazzare i non, cristiani. cioè non era una conversione vera e propria. Per Cioè, necessità però magari si loro sono- lo facevano per uno certamente- scopo, non gli interessava l'Islam, lo facevano per No, poi raggiungere- chiaramente poi quel mondo non ti consente di fare lo schizzinoso, Sì. ma cioè, Ok. è un mondo del Cinquecento molto duro e crudele, per cui se accetti una delle regole di una religione le porti fino in fondo. Beh. E così come lo fecero molti comandanti turchi, perché quello che si verifica a Noto nel Golfo di Noto è una vendetta di uno dei comandanti che ha preso parte alla battaglia di Lepanto, in cui il mondo occidentale fa una grande lega di tutte le marinerie d'Europa per dimostrare ai turchi che i cristiani hanno il controllo del Mediterraneo, e questo avviene con la battaglia di Lepanto nel 1571. Ulugh Ali, comandante turco, o al Giovanni Dionigi Galiani da Isola Caporizzuto. Galiani? Galiani, sì. Ok. Giovanni. Perché ridiamo? È calabrese. Che No, cosa no, c'è da ridere? non rido, allora attenzione, non rido perché è calabrese, per i rido perché cristiani- per i cristiani Cazzo diventa Ulugh Ali. Ulugh Ali. Ok. Ali Ulugh il Ali. rinnegato, perché Ok. apostata della fede, perché ha rinnegato la fede cristiana per prendere quella islamica. E per gli arabi invece Ilich Ali, cioè la spada di Dio. Non è un rinnegato, per noi è un rinnegato, da cui deriva il nome occhiali, di vista. ucciali, lo chiamano in molti modi, però lo chiamano in molti modi perché le storie di Ulugh Ali sono dappertutto in Italia, perché lui ha fatto Dappertutto? danno dappertutto, quindi ok. è un personaggio, una flotta terribile. Quella che nel giugno del 1574 sbarca dalle nostre parti è la più grande flotta che è stata mai messa insieme dai turchi, per dimostrare, dopo la sconfitta di Lepanto, che loro ancora sono potenti e che ancora possono dare fastidio ai cristiani in Occidente. Ah, Quindi, Az. Az. e ci troviamo nel Golfo. Immaginate Golfo di Noto? il Golfo di Ok. Noto, quindi da Capomurro di Porco all'isola di Capopassero, la bellezza di 285 galee a remi e tante navi di assistenza, scorta, approvvigionamento, logistica, Sì. una grandissima flotta di oltre 350 navi. Sì. Quindi questo, pensate che i turchi a Lepanto avevano 235 navi, qui ne portano 285 navi da guerra. 285 navi. 200 navi, E 285. quante ne avevano? Eh? Quante ne avevano a Lepanto? Al 235. Quindi ne portano più di quindi vogliono dimostrare ancora di essere una forza micidiale. Ovviamente l'allarme in Sicilia è istantaneo. Beh, Tutti pensano a un assalto ad Augusta, che è una città portuale, esposta, potente, simbolica, eccetera. Invece. E da tutta la Sicilia il presidente del regno Carlo d'Aragona Tagliavia, un altro protagonista di questo episodio, Sì. è papà del marchese di Avola, il Magnus Siculus, un galantuomo straordinario, un personaggio citato persino da Alessandro Manzoni nei Promessi Sposi, quindi figura incredibile. Cerca di avvisare tutte le compagnie della Sicilia. Le compagnie sono le unità di base del Terzio. Il Terzio, che è diciamo il corpo d'armata dell'esercito spagnolo, e in questo caso in Sicilia c'è il Terzio di Sicilia, che ancora esiste, Cioè ancora oggi va bene, fa parte dell'esercito spagnolo. fa parte insomma. dell'esercito spagnolo con questo preciso nome, anzi per la precisione si chiama Vecchio Terzio di Sicilia, Vecchio Terzio, Vecchio Terzio. quindi vecchio reggimento di Sicilia. Pazzesco. E attualmente ancora, e tra l'altro è tra le truppe d'élite dell'esercito spagnolo. E questo Terzio è diviso in compagnie, viene messo in allerta e si fanno convergere le truppe su Augusta.
ma la flotta continua la sua navigazione e quindi il panico scatta su Siracusa perché viene da nord questa grande flotta, quindi siamo a fine giugno. Ok. E quindi il panico dice salto a Siracusa, che è la città più rappresentativa, più potente di Assolutamente. quell'area, siamo rovinati. E invece la flotta continua a navigare e fa un primo accostamento, diciamo, si avvicina alla costa. Ma questo era previsto, cioè forse lei non lo sa, cioè tu, scusa, Sì. forse tu non lo sai, ma era previsto oppure hanno capito che era meglio spostarsi durante il corso della Allora, battaglia? c'erano anche all'epoca i servizi segreti, diciamo, quindi un'intelligence aveva avvisato che la flotta era uscita dallo stretto dei Dardanelli agli inizi di giugno e questa informazione era già arrivata, che la flotta turca era in movimento nel Mediterraneo, ma non avevano idea di dove si sarebbe diretta. Quindi, e poi l'avvistamento ottico che da nord costeggia in direzione sud la costa della Sicilia, che mette in allerta attraverso quel sistema di torri di cui fanno parte le nostre torri di Vendica, di Forte di Capopazzo, quel sistema mette in allerta le varie aree per dire stanno succedendo queste cose, o messaggeria a cavallo, tutto il solito sistema di informazioni. Quindi si muove, ma con delle Messaggi di Facebook, non ce l'avevamo, non ce Tutto sul nodo. No. non ce l'avevamo. Noto Allora, news. partono queste informazioni Forse a volte- qualche Gmail probabilmente, però non ne sono sicuro. Virgilio, Sì, ma non ne sono sicuro comunque. a volte anche contraddittorie, perché un tempo che tu capisci che dici ma qua stanno puntando su Augusta, dici puntando chi ne sono giunto a Siracusa, Esatto. Cioè, e quindi ti crea un po' di confusione e questo succede perché ho anche notizie che arrivano a nodo, pare che arrivi attraverso un tizio che era andato probabilmente per lavoro, quindi che faceva questa strada regale da Avola, ritorna verso Noto e dice guardate, ho visto dalla Spinita, cioè dalle alture, il mare pieno di navi turche. Dice vabbè, si è visto, è ubriaco, cioè, non gli credono, cioè, fino a quando si affacciano, perché bastava solo alzarsi dalle Sera i cristiani dalle un mura. classico nudiciano. Ci passa Un classico nudiciano, sera da minchiare. la nave e ne passano 400. Da flotta. Chissà cos'è vedere 400 navi tutte vicine. Esattamente, è successo già 2 volte, perché nel 1943 durante lo sbarco alleato Vabbè. Si è visto un'altra volta. si è visto nuovamente e questa volta abbiamo tanti concittadini che lo ricordano e possono Sì, ancora vabbè, certo. vedere Possono- il mare costellato di navi. E quindi arriva questa informazione e chiaramente scatta il panico in tutta la costa, perché la flotta accosta, si dice, Sì. proprio nelle parti di Avola, nel litorale sotto Avola. Questo provoca il panico dappertutto. Qui, quanti ne zucca. Si scherza, si Piccola scherza. parentesi. Pandanello Beach. È proprio probabilmente quell'area tra Pantanello, quella sarà il litorale dove accostano questa parte della flotta, Oh, Moro. che sbarca una piccola quantità di uomini e da Noto parte la cavalleria. Si abbassa la cavalleria, mettono in allerta tutte, perché nel frattempo quella che comanda il figlio di Carlo d'Aragona, che è ad Avola, era andata ad Augusta, era stata dirottata, quindi Maria. si Mamma trova con mia. una parte di difesa sguarnita. E quindi la cavalleria di Noto si mette in allerta e va verso la piana, esce dalla porta delle Marine, quindi la porta zona il sud. vecchio Tersio. La compagnia, cioè l'unità base, sarebbero parte del terzo. Parte del terzo. Parte del terzo. Ancora si devono unire per diventare qualcosa di Esatto, potente. ancora si devono unire e ovviamente mandano richiesta di aiuto a Siracusa, che anche lei si è spostata su Melilli Augusta, e mandano a richiesta di aiuto a Modica, quindi dall'altra compagnia che c'è a Modica. E nel frattempo non gli resta che attaccare e andare avanti. Un esiguo, non sappiamo bene quanti, ma certamente un numero non paragonabile a quello che ha a bordo la flotta turca, che ora vi racconto certo. che quant'è. Per tamponare. Vabbè, facciamo una Per media di tamponare. 50 persone a navi. Eppure poche sono. No. Allora ti dico che a bordo i turchi hanno 40.000 uomini, ovvero giannizzeri, cioè le truppe Minchia. d'élite da D'élite, sbarco, i sì, Marines, degli le ottomani, truppe da no, sbarco, i Marines dell'impero ottomano. 10.000
tra i 7.000 e i 10.000 marinai, quelli che comandano le navi, governano Ok. le navi, e altri 35-40.000 rematori. Quindi una media Bello. di 500 persone a barca. Cioè, sono galee da combattimento belle grosse, più le navi da rifornimento, perché tu dagli a Mamma mia. mangiare a tutta sta gente, ma Certo. ci vuole una cosa, ci vuole. Ma ci vuole e ci vuole anche da bere, quindi, Vabbè, e quindi pare che loro si portino a terra perché hanno bisogno di fare il rifornimento, semplicemente. certo, non solo ci vogliono invadere, ma chiedono pure se possono. Chiedono pure Certo. Magna- la corrente. Chiedono Però, pure quando è un gentilmente. cancio. A un certo punto questa flotta pare che prende il largo e procede ancora verso sud e raggiunge l'area, diciamo, del Capo Pachino, dove c'è la Torre Laufi, il castello sull'isola di Capopasso. Ok. Ancora non era fatto. Vabbè, La torre, scusate, la Torre Fano, una Vendicari, in quell'area. Lì pare che il nostro altro personaggio, quindi abbiamo visto Lugalì, abbiamo visto gli Aragona Tagliavia di Avola, e adesso abbiamo il nostro personaggio, il comandante de armas a guerra della Ciudad de Noto, che è uno spagnolo. Ciudad de Noto, città di Alla Noto. spagnola, chiaramente, Certo. perché lui quello sa parlare, Ok. perché lui è spagnolo, Sapevo. anche se Era catanese. ci Era diventeranno. Ah, Ci Hai diventeranno. visto? Ci diventeranno perché mentre che è in servizio si sposa una nuticiana. Cioè, quindi, se si lega alla città di Noto, sposa Maria Platamone, che è di famiglia siracusan-catanese, e poi si stabiliranno dalle nostre parti. Maria Platamone è la famiglia da cui baronessa di Rosolini e altre Gombaldo e altre feudi nei dintorni di Rosolini saranno poi la famiglia che fonderà Rosolini, cioè quindi da Don Diego Silva e da Maria discenderanno i fondatori di Rosolini. i Che principi cosa bella che hanno fondato. che cosa che Che spettacolo. hanno messo Sto scherzando, sto Dai, scherzando. siamo a regime un No, territorio gigante. Siamo un pochino patriottici, quindi Ci sta. Il concetto di patria, terra dei padri, poi lo puoi estendere certo, assolutamente. quantomeno a dove c'è il mare come confine, poi c'è chi lo estende oltre. Questo poi ne parliamo. Comunque, io. Parliamo. Vabbè, poi ne parliamo. Questo è il buon Diego Silva, si mette alla testa dei suoi uomini, della sua compagnia, dei nobili e di tutti i cavalieri e degli uomini d'arme che possono andare a cavallo ad affrontare questi turchi. Tra questi è probabilissimo che ci sia stato uno dei fratelli Sortino, che 10 anni prima era andato a combattere i turchi in un'altra epica battaglia, cioè quella, l'attacco di Malta nel 1565. Malta viene attaccato da un altro comandante terribile, Dragut, uno degli uomini Calabrese. più- Calabrese. No, questo era turco vero. Ah, ok. Questo era Turco, proprio- ok. finalmente almeno uno. un comandante Dragut. turco feroce. Finalmente. Bene, va bene. ok. Il comandante Dragut, che tra l'altro viene ammazzato da un siciliano, cioè perché con un colpo di bombarda questo piglia, bombarda erano armi imprecisissime, però questo Acqua piccolo. Figlio. Acqua Video. un gagliao. Un gagliao. Ammazzare un comandante delle forze nemiche. Le forze per lui nemiche si è ritirano, immagino. fu Grandissimo un colpaccio, onore. grandissimo onore. Sì. Per questo non mi ricordo di dove era, forse del Trapanese. I cavalieri di Malta chiedono aiuto alla Sicilia. La Sicilia, diciamo, preoccupata, cagata motta, che i turchi conquistassero Malta, che era un pezzo di Sicilia a tutti gli effetti, potessero avere una base da cui partire per occupare la Sicilia. I più preoccupati di tutti ovviamente sono quelli di Noto, che a sud di Noto non c'è niente, tant'è che noi mandiamo ben 5 cavalieri 5 per combattere Ok. ed aiutare Malta, e ne moriranno 4. Quindi noi aiuteremo, ne tornerà uno solo, che sappiamo, di cui abbiamo anche ritrovato il suo sarcofago con la scimitarra turca, per dire io ho combattuto i turchi nel Sì. sarcofago, e sicuramente considerato, all'epoca doveva essere considerato uno degli uomini esperienti che aveva combattuto i turchi, e quindi sicuramente avrà contribuito in questa vicenda. E il buon Da Silva va ad affrontare i turchi fino all'area del Capo Pachino,
per cercare di stoppare questo che per loro è un rifornimento, perché lì ci sono sorgenti, c'è l'acqua Palumma, quindi sono aree dove poter rifornire di cibo, di grano, questa immensa flotta, e loro cercano di disturbare questa azione di rifornimento. Ma a un certo punto la flotta di nuovo prende il largo e dice va bene, finalmente se ne vanno. No, non esce il vento positivo e tornano verso nord. Tornano verso nord e qui c'è il danno, quello vero. Aveva uno scopo. Danno fotte. Il danno fotte. Danno fotte. Perché puntano su Avola. Quindi questa flotta che sembra che si stia per allontanare dalla costa, perché loro in realtà puntano verso Tunisi, quindi si vorrebbero allontanare verso sud, invece il vento li riporta a nord. Si tratta di galè che non è che si muovono bene se il vento è contrario, quindi ritornano verso nord e puntano su Avola. Qui viene il dubbio se è solo il vento a spingerli verso Avola o il desiderio di vendicarsi contro quella città che appartiene a uno dei protagonisti di tante battaglie contro di loro, perché Giovanni d'Aragona Tagliavia, padre di Don Carlo, ha combattuto a Tunisi per la conquista di Tunisi con Carlo V. Carlo, suo figlio, ha combattuto a Lepanto contro di loro. Quindi c'è gente che un po' con gli sta antipatico. Addirittura a Lepanto gli Aragona Tagliavia partecipano con le loro galee personali messe a disposizione dell'imperatore, quindi un impegno economico e militare non indifferente. Notevole. Dice, questa è gente antipatica, sono cattivi nemici, noi dare punizione. E quindi se si scatena il panico nella città di Avola e il comandante da Silva affronta, a quanto pare questa volta la cosa diventa seria, i 14.000 uomini messi a terra quindi pensate che all'epoca l'intera popolazione di Avola è di 4.700 abitanti, quella di Noto è di 12.000, e questi mettono a terra una parte del loro esercito, soltanto 14.000 uomini, praticamente quando tutti messi insieme, sì. Piccini, quindi lui si trova con poche centinaia di uomini ad affrontare questi 14.000. Vero è che loro hanno dalla parte degli spagnoli una tecnica di combattimento che è quella del Terzio avanzata, con cavalleria, piccheri, archibugieri, contro fanteria da sbarco abituata al combattimento nave-nave. Sì. Quindi con armatura leggera, perché cadere in mare con l'armatura significa morte certa. Quindi un po' di sproporzione tecnica, anche se non numerica. Quindi il Terzio è più avanzato militarmente, ma con un numero incredibilmente inferiore di uomini, e comunque riescono a metterli in difficoltà. E poi succedono come nei film, arrivano finalmente le truppe che dalla zona erano state spostate verso nord, da Melilli, Siracusa, riescono a fare il ritorno. Quindi la milizia al comando del figlio di Don Carlo, di Giovanni, riescono a raggiungere il litorale avolese, e per completare il quadro arriva la cavalleria, come nei film western arriva il 7° cavalleria, questa volta è la cavalleria di Modica del comandante Belvis, e così riescono a dare il tempo alla popolazione di Avola, che nel frattempo era stata avvisata, di abbandonare la città. Per questo mi ha affascinato questo racconto, perché ha dimostrato una possibilità straordinaria quando ci sono i guai cattivi veri. L'unità tra queste comunità ha permesso di salvare un'intera popolazione, e percorrono la strada regale, che è il tema della vicenda. La strada regale è un modo elegante di chiamare le regge traziere. La strada abbiamo messo un'immagine, mi sa. Qua, perché questa è la segnaletica che abbiamo messo anche qua nella televisione. Ah, ecco, benissimo, perché abbiamo il CD, siamo attrezzati, della ricostruzione dell'antica città. E questa strada regale, perché le chiamavano regge traziere, regali? Perché erano le strade pubbliche,
e per impedire ai nobili, ai baroni, ai signori feudali o anche a chiunque avesse in mente di stabilire che su una strada ci potesse essere il pagamento di una tassa, era bloccato dal fatto che fossero le strade del re e quindi del demanio. Nasce intorno a questo concetto il concetto di una strada pubblica. Nessuno in una strada reggia, cioè del re, Sì. può chiedere un centesimo per il suo attraversamento. Quindi queste sono le strade pubbliche e noi questo insieme di regge che collegavano, io penso, quotidianamente gli abitanti di Noto e di Avola per le 1000 attività di commercio, di scambio attraverso la parte montagna, perché ovviamente stiamo parlando di Noto Antica e di Avola Antica. Quindi avviene sull'altipiano roccioso attraverso le contrada Montagna d'Avola, Spinita, Porcari, sarebbe passata Passo dei Buoi, dove c'è il convento della Scala, e poi raggiungeva l'istmo, la porta nord di Nota Antica. Ecco, questo sistema di regge trazione viene percorso, immaginate, da 4.700 persone che devono velocissimamente abbandonare la loro casa, le loro case, la loro città, perché è indifendibile, perché il comandante, appunto, Don Diego, stabilisce che non avendo mura Avola non può essere difesa, non hanno difese passive, e quindi impone lo spostamento dentro le mura di Nota Antica, che erano state da poco completate, quindi il sistema di fortificazioni era ancora, anzi, in realtà mancava qualcosina, però Sì. diciamo che già faceva la sua imponente figura, e loro giocano proprio su questo. Il comandante da Silva ottiene così due cose: aver salvato l'intera popolazione della città e quindi farsi bello agli occhi del Presidente del Regno, dice: io ti ho salvato Una la popolazione. popolazione di una città, 5.000 persone, 5.000 comunque. persone. Due, avendo portato dentro le mura di Noto queste persone, faccio apparire la città piena di gente, perché gli pare che dopo aver saccheggiato Avola, gli esploratori, cioè quelle avanguardie di intelligence, sempre di spionaggio, vanno a vedere fino alle porte di Nota Antica e vedono una città fortificata e piena di gente. Da Silva ordina persino che i detenuti del carcere e le monache dei conventi vengano messi sulle mura con armi finte, vere, pur di far apparire la città pienissima di difese. È un bluff, perché lui non ha tutti questi uomini, non ha questa forza, però ha solo la difesa passiva, ha le mura, che ad Avola non aveva solo il castello, e quindi riesce con questo bluff a far pensare ai turchi, dice: se dobbiamo conquistare Noto, non è come Avola senza mura, dobbiamo smontare i cannoni dalle navi, prenderli a spada o a scecco e portarli sulle montagne, fare l'assedio. La cosa è lunga. Camurrioso. Se ne va. È camurrioso, sì, È abbastanza. camurrioso. Abbastanza E questo gli consente di che questo bluff funziona, e la flotta turca, o probabilmente c'è anche da dire che erano già soddisfatti del sacco di Avola, soddisfatti di aver rifornito il proprio esercito lungo la costa con i vari assalti che avevano fatto, oppure è semplicemente uscito il vento favorevole verso sud e quindi ce ne possiamo andare. Fatto sta che l'assedio a Noto non avverrà. Lui farà il suo bel figurone, il buon Diego, e quindi questa strada per me è diventata, e l'abbiamo voluta raccontare nell'episodio della festa dell'Alveria di quest'anno, con un grande trekking. L'abbiamo ripercorsa. Noi l'abbiamo voluto fare apposta, è tutto segnalato. Ma tuttora ci sono tracce di questa. È tutta sana, pronta, te la puoi ir a fare. Questa è la cosa bella. Ok. Anzi, Ignoranza. ma la puoi non ir a hai fare. i È turchi. lunga. Abbiamo saltato una parte, Ok. è 10 chilometri, e abbiamo tolto, in realtà ancora di più, forse sui 12 chilometri. Abbiamo tolto il primo tratto, quello che attraversa la zona di Avola Antica a Residence, perché è tutto asfaltato, è pericoloso anche camminare in comitiva su quel tratto, perché uscendo al castello poi diventa asfalto, e abbiamo imboccato il primo sterrato all'altezza del bivio di Cavagrande.
Dal bivio di Cavangrande parte il sentiero e tutto questo sistema ovviamente ha dei tratti oggi asfaltati, attraversi la statale, va bene, però buona parte di quell'atmosfera, di questo grande stradone, oggi, pensate, ancora oggi il nome ufficiale di un tratto si chiama Reggia Trazzera Stradone, Stradone. Porcari Spinitavola. Questo è il nome ufficiale oggi di questa Reggia Trazzera che Quella che c'è una salita e una discesa, una salita e una discesa. Yes, quella Ok, che va alla ho capito, Spinita esce al falco tipo. esattamente, Sì, quella là, ci siamo esattamente. È quella lì. Comunque, mentre Molto bello. raccontavi tutta questa storia, volevo fare attenzionare al nostro pubblico, bella, che tutto questo fa parte della nostra storia e che se riusciamo ad immaginare tutto quello che è successo, tutte queste vicende, poi aneddoti vari, islamico, cristiano, cioè anche la mia professoressa di storia me lo diceva. Mi diceva appunto che se riusciamo ad immaginare, ad avere un film continuo nella nostra testa, riusciamo anche a entusiasmarci di più, ed è questa diciamo la funzione della nostra rubrica, ovvero rendere la storia più affascinante e meno sbiadita come spesso lo è nei turchi ormai. nei libri e magari in qualche video. Speriamo che questo racconto insomma vi sia interessante. Ma assolutamente quello che hai perché detto è comunque giustissimo, anche per Vogliamo renderlo sensibilizzare, anche più divertente, non No. deve essere semplicemente un sa- monologo. anche per sensibilizzare tutte le persone che ci seguono, che hanno un'età simile alla nostra, che tutte queste cose non li sanno. Anche noi Anche noi di base non sappiamo tutto, ma Ovvio. non dica non ci hanno mai stato alcuni Vabbè, che ci bisogna seguono. valorizzare insomma il territorio che abbiamo, cioè è necessario secondo me valorizzarlo sempre. Ma Quindi- guarda, nella nostra storia, nella nostra identità c'è anche spesso anche la motivazione per essere cittadini migliori, cioè essere consapevoli della storia millenaria della propria città, che è, ripeto, lo specchio della storia millenaria della Sicilia, ti può aiutare a viverla meglio, perché la nostra è un'isola meravigliosa ed disastrosa, e quindi conoscere gli aspetti positivi magari ci aiuta a sopportarne alcuni che sono terribili e quindi diciamo che può avere il suo contributo in questa storia anche tra le comunità di Note Avola, che storicamente divise da campanilismi, cazzate, queste cose, però quando eravamo nella merda. esatto, merda. Sì, esattamente, Sì. cioè può essere amici. Ecco. Amici, e poi tu vivi quando si ne vai, no quando è tempo di festa. A tempo di festa sono tutti amici, e quando sei nei guai, quega da dare aiuto. Questo è un po' il racconto. E infatti devo dire che questa cosa è stata molto apprezzata, è venuto l'assessore, è stata la rappresentanza, tantissimi amici di Avola hanno fatto questo percorso. Eravamo una marea a fare il trekking, anche se la giornata cominciano ad essere calducce, perché siamo partiti alle 9:30, arrivati all'1, 3 ore e mezza sotto il sole. È stata bella, anche se avevamo un po' di assistenza con i ragazzi della protezione civile, c'era l'acqua a metà percorso, perché quindi abbiamo fatto un'organizzazione sì, bene o male. Ormai il Club Val di Noto, chi lo conosce sa che è esperto nella gestione di questo tipo di eventi, quindi è una vita che facciamo queste cose, quindi fatto in un minimo decoro, con tutti i supporti, amministrazione, e ha coinvolto entrambe queste comunità proprio per raccontarci queste storie che fanno quello che dici tu, ci fanno rivivere questo film non sbiadito, bello ancora a colori vivi. Sono curioso di sapere come combatteva questo famoso, come si chiama, Terzio? Terzio. Il Terzio di Sicilia. Come combatteva? Perché abbiamo detto che aveva una tecnica speciale, comunque per poter mantenere un combattimento prolungato con 14.000 e passa uomini. Maria, che bello, minchia Robby. Robby, sei speciale. Questa è... sì, ora lo sistemiamo. Sì, La sì, tecnica di combattimento ha dominato il suo secolo.
Il Terzio domina tutto il 500 perché riesce a stoppare la cavalleria, che invece aveva dominato i secoli precedenti. La cavalleria contro la fanteria. Ormai se c'è da perdere la dignità si perde con classe. Ecco, questo. Ma era una specie di testuggine, per così dire. Esatto. Questa è una gorgiera. Da cerimonia. Da cerimonia, chiaramente elegante. Immaginate il resto dell'armatura. E No, questa è non una spada da lato. Esatto, una al contrario, com'è? Sei mangino. Sulla sinistra. Se sei mangino, Maria, s'affugato. Ah, così? Ok. S'ammazzato. Eccola qua. Falla calare, passavo. Ok. Maridana. Abbiamo accessori che sono in parte artigianali, in parte comprati. La spada fatta da Toni Tafaro, Davide Annini ha fatto le parti in cuoio, e il invece è comprato, e anche la gorgiera. Estrai la lama. Estrai. Queste le faceva un nostro amico. Le spade da lato nel 500 erano molto comuni, era quella che portava chi ha visto Caravaggio, no? Chi ha visto i Medici, okay, cioè li portavano tutti appresso, andavano a girare Era come un telefono. L'uomo, bravissimo, anziché avere il telefono aveva una spada da lato, e con questa spada da lato c'è duelli, ammazzati, giochiamo a Fruit Ninja e fidiamo, vai così. piadine, matematiche, manco cutenna, siamo siciliani che cutenna. Quindi questa è una spada comunissima. Il Terzio però non è che usa questa è quasi da cerimonia. Il Terzio ha la sua specialità con picchieri e archibugieri. Sono armi da fuoco scarse, sono precarie. L'archibugio è il protofucile, quindi ha un tempo ogni di volta ricarica. che si sparava dovevi ricaricare, mettere il proiettile, polvere da sparo, la polvere la dovevi fare sul momento, perché la polvere non era manco già pronta. Un cinema per fare ogni scopettata, un cinema. E poi Però, se sbagliavi t'arrivava a scucciare i word, perché però qual è il vantaggio dell'archibugiere e del picchiere messo insieme? Il picchiere, con tutte le picche, lance lunghe 3, 5, 6 metri, tiene alla larga la cavalleria i cavalli, e dà il tempo agli archibugieri di ricaricare. Quindi abbassano le lance, si abbassano loro, e quindi parte una scarica di archibugi contro la cavalleria. Dopodiché immediatamente rialza questo istrice di lance e che lo rende impenetrabile, e quelli comodamente ricaricano questo mix di armi li aveva resi nei campi delle Fiandre, cioè, di battaglia di mezza Europa, tecnicamente invincibili. Per un secolo il Terzio domina la scena europea contribuendo alla crescita dell'impero spagnolo. Vabbè, bastava una bomba a mano, abbia tanto mezzo, per dire. Cioè, nel senso, c'erano. parlando, sì, lo so, i turchi già nel 1500 avevano sviluppato. Ce ne sono alcune conservate molto belle al Castello Maniace, sono in ceramica. Sono bellissime. In ceramica. Mi stai cominciando a pesare la testa. E ovviamente, come tutti gli armati del loro tempo, ci nascevano. Cioè, cominciavano la formazione da bambini, quindi è come un po' da portare il casco da moto, cioè, se ci sei abituato da bambino, perché non pesa molto, la differenza non è molto, è come un vecchio casco in fiberglass, perché c'è del 1,9 kg, oggi siete tutti abituati col casco di 1,1 kg. Ai tempi nostri c'erano i caschi di chila, quindi ti abitui, quindi ci nascevano quindi erano abituati. Tieni presente che questo è l'inizio. Manca tutto il resto dell'armatura, che nel 500 era gigantesca per un nobile del rango di 6-7 kg in più, secondo me. No, anche di più, più di 20 kg. Più di 20 kg. No, già è un'armatura a piastre, nel 500 un'armatura completa, elegantissime. Cioè, per un signore del rango di Da Silva, che è comandante, ce n'aveva roba addosso. Ok. Cioè, paradossalmente, più eri alto di rango, più avevo a combattere. Beh, certo. Cioè, non è che volevo fare la figura. Comunque, dai, Robby, prego. Anche detto Nicola. Concludiamo questo episodio della prima della rubrica, il primo episodio, la strada regale, e delle storie del Val di Noto da rubrica. Rifacciamo.
Allora, Rifacciamo. allora concludiamo questo episodio, La strada regale. Di che cosa? Questa nuova rubrica Ecco, storica, bravo. le storie della Val di Noto. Ringraziamo Vincenzo. Sì? E Qualcosa ci che può dire un soldato dell'epoca. Qualcosa. A Cuba. A Cuba, pure, non lo so. No, aspetta, fammi riflettere. C'era qualcosa che Io filibustiere. Parlavano spagnolo. c'è una bella frase che citano in un film recente che era solo tras de muertos capitularemos. Non è di buon auspicio, però Lo sa. Solo tras de merda. Come? solo tras de muertos, solo da morti ci arrenderemo. Capitularemos. Capituleremo solo da morti. Capitolare. Solo tras de muertos. Vabbè, sì, chi so? Vabbè. Kiddo. Kid. Chi so dopo, vai. Ciao ragazzi.